Io sono siciliano, perciò che a fare? Un siciliano mi insegniamo un anno. Questa è una lingua che io crescevo sentendo sta lingua, poi certo siciliano me è un poco bastardo perché rintrapano e mai stata, poi mi veniva a Firenze, io sono un siciliano immigrato, sono come i siciliani che vanno a New York e parlano bruccoleno e io parlo un po', io pure parlo un po' siciliano ammescato, però il siciliano che conosco io è un siciliano antico, certe parole, certi termini che vengono anche da mio nonno, da mia nonna, perché la parte della famiglia di mio padre era di Marsala, quella di mia madre di Trapani, no? Perciò sono mezzo ciaciaro e mezzo fangaro. Yo, original Jaka and Raphael alongside Prince Vibe. Oh, more fire, more this. Crisi, dici che c'è crisi, ma si stampano i soldi e si accattano i paesi. Crisi, un EP tutta crisi. Ciao a tutti, sono Jaka. Il mio nome Jaka viene dal mio cognome che è Giacalone, tipico cognome siciliano, origine della provincia di Trapani, e la versione internazionale del mio nome Jaka è una versione internazionale, abbreviata, insomma diciamo Jaka Pillamici, insomma. La mia passione per la musica nasce fin dalla più tenera età. All'età di 4 mesi mia madre annotava sul diario di famiglia l'inderogabile necessità di lasciare la radio accesa per tenermi tranquillo e buono. Dice che era l'unico modo in cui io potessi stare tranquillo, ascoltando la musica. Quindi diciamo che da allora la musica è sempre stata una mia grande passione. Sono stato un autodidatta fondamentalmente, il mio approccio alla musica è molto punk, molto diretto, viene molto dalla musica popolare, però insomma così un pochino ho studiato anche, ho cercato di approfondire la passione per la musica, anche lo studio per la musica, sia con grandi maestri che studiando all'università, al DAMS a Bologna e frequentando persone che ne sapevano più di me e cercando di suonare pure sempre con musicisti sempre più bravi di me, insomma. Questo è sempre molto utile per migliorare, diciamo, nel proprio mestiere. La mia passione quindi per la musica si sviluppa fino ai nostri giorni e si concretizza nella realizzazione di quasi 6 o 7 album come solista, più un'altra decina almeno con un sacco di altri artisti e progetti a giro per il mondo. Il prossimo lavoro a cui ho lavorato, a cui sto lavorando, si chiamerà Il Suono dell'Isola e Il Suono dell'Isola è un progetto che mi ha visto molto impegnato soprattutto negli ultimi mesi nel finanziamento di questo progetto. Cioè io ho avviato un progetto di crowdfunding, che vuol dire una specie di raccolta fondi in cui le persone, i fans e gli amici acquistavano il CD in anteprima oppure tutta una serie di premi per poi permettermi di produrlo realmente. Il progetto del Suono dell'Isola nasce dal fatto che il reggae, la musica che io amo di più, nasce dall'isola di Giamaica, poi nasce dal fatto che a nostra isola, la Sicilia, io vengo da Sicilia che è un'isola, perciò il Suono dell'Isola collegava l'idea di collegare, diciamo, la Sicilia alla Giamaica, però allo stesso tempo anche le isole in maniera metaforica inteso come isole umane e quindi la possibilità attraverso questo disco e questo progetto anche di riunire e mettere insieme persone, isole diverse, diciamo, di fare di tutta questa cosa un grande arcipelago sonoro. In Italia so cucina sto paese, c'è gente che travaglia e non arriva fino a mesi e già bollette, molte mille avvisi, aumentano i problemi, fioriscono i sorrisi, quando tassi ripagare, compare, tu sai chi t'avviri, sei mammari, non si può più campare, ma per il comando e continua a comandare, la colpa è pure un'oscia che li lasciamo fare, paesi nel caos. Questo pezzo Crisi parla un pochino della situazione che stiamo vivendo un po' oggi nel pianeta e ci raccontano che c'è una crisi, ma in realtà è una crisi indotta da persone che sono molto potenti e regolano gli affari del pianeta, appunto a discapito di intere popolazioni e di esseri umani che poi sono costretti a vivere in povertà o in grosse situazioni di indigenza economica e non solo, insomma, diciamo, quindi questa è la tesi principale e mi auguro che prima o poi gli esseri umani decidano di collaborare insieme e cercare attraverso la collaborazione, attraverso il rispetto reciproco di poter arrivare a una convivenza migliore, a un futuro migliore, diciamo, per l'umanità e per tutti noi. Crisi, dici che c'è crisi, ma si stampano i sogni e si accattano i paesi. Crisi, non è più tutta crisi, ma se vogliamoci che pagamo crisi. Crisi, dici che c'è crisi, ma si stampano i sogni e si accattano i paesi. Crisi, non è più tutta crisi, ma se vogliamo i puliti divisi. Some people have
elaborate, the majority have nothing. Morality in this world couldn't be more rotten. They talk about crisis, but we know the deal. None of what they say is. Io ho girato il mondo, ho viaggiato, ho vissuto tanti anni a New York, anche in Inghilterra, in Giamaica, in Spagna, in tanti posti del mondo. Quindi diciamo la mia esperienza come essere umano, come siciliano, è quella soprattutto come essere umano. Però perché mi sento siciliano? Perché allo stesso tempo le radici con la mia terra e col mio territorio non le ho mai perse, così come col mio dialetto. Quando noi alla fine degli anni 80, primi anni 90 abbiamo iniziato a fare il reggae in italiano e in dialetto per la prima volta, è venuto naturale, perché il dialetto proprio suonava in una maniera molto ritmica, molto fluida sui ritmi del reggae e del rap, no? Quindi questa cosa per me è stato un patrimonio che è stato quasi naturale iniziare a cantare in dialetto, e anche perché nel cuore mio io mi rivolgevo sempre alla terra, e poi a forza di chiamare la Sicilia finivo che la Sicilia chiamava mia, e dopo tanti anni che noi già eravamo famosi, diciamo, all'estero, nel continente, diciamo, ma anche all'estero abbiamo tenuto concerti a Parigi, a Londra, a Barcellona, a Kiev, New York, in tanti posti del mondo, diciamo conosciuti fuori, o comunque facevamo grandi festival internazionali con migliaia di persone. Magari quando uscivo in Sicilia c'erano solo 10 cristiani, 10 picciotti che ci piaceva un reggae, che mi seguivano. Invece piano piano con certe canzoni, certi pezzi, ad esempio un brano che come Aerice è un brano che ha riportato la mia musica a casa, senza che io lo volessi di fatto, perché io nel cuore mio ho sempre cantato anche in dialetto, quindi diciamo prima o poi si verifica a succedere questa cosa, e questo brano ad esempio è un brano che mi ha reso molto popolare appunto in tutta la Sicilia, ma soprattutto nella provincia di Trapani, nella zona di Erice. Aerice un milagro più pura, Aerice a mezza natura, Aerice, ma chiamiamo Aerice, Aerice un milagro più pura, Aerice a mezza natura. Un professore spiegava, ma io già tagliava, io ora bambava, chi paria lava, tutto il giorno, già pensava pure notte, ma suonava. Ma che sai, ci pensava che se ancora si sentia, perché una cosa impossibile proprio mi paria. Chi già era ricca e chi buona famiglia, invece mia nonna mi diceva, ma già come figlia, niente rifare, non ci fu niente rifare. Ci sono pezzi che nascono direttamente in dialetto e a volte i produttori mi dicono no, ma sto pezzo già che è troppo forte, non lo devi fare in dialetto perché lo capiscono solo i siciliani, lo devi fare in italiano. Io dico no, sto pezzo è nato in dialetto, vuol dire che il motivo, cioè vuol dire che la sua natura, il suo suono, la sua forza, la sua energia è il dialetto. Cioè essere così a Erice cantata in italiano non aveva senso, perciò sto pezzo lo scrissi in dialetto e lo feci in dialetto, così deve essere. Se poi certe cose nascono più in italiano o in inglese, io le lascio così come sono, cioè penso che la musica vada rispettata anche l'arte e l'ispirazione. Ripeto, il dialetto non vuole essere una cosa che si rivolge solo ai siciliani, perché ad esempio grazie al fatto di usare il dialetto tante persone al nord hanno imparato anche le mie canzoni in siciliano e tanti termini del siciliano, quindi penso che è una cosa anche bella che non ci omologhiamo, diciamo, al resto del mondo, ma che manteniamo viva la nostra ricchezza umana, culturale, le nostre tradizioni, perché una lingua esprime qualcosa che un'altra lingua non esprime, quindi se la esprime con quel suono, con quell'energia, vuol dire che c'è un motivo e sa va rispettare, a così deve essere. Ciao picciotti.